Ospedale Giovanni Paolo II, Mater Olbia e ASL Gallura hanno esteso anche all'estate l'accordo di collaborazione firmato a febbraio per la gestione delle emergenze e urgenze. L'obiettivo è quello di riuscire a gestire nel migliore dei modi l'aumento degli accessi al pronto soccorso determinato dalla crescita esponenziale dei residenti nel periodo estivo. Alla formalizzazione dell'intesa sono intervenuti l'assessore regionale alla sanità Carlo Doria, il direttore generale dell'ASL Gallura Marcello Acciaro, il direttore generale del Mater Olbia Marcello Giannico. In prossimità dell'ingresso del pronto soccorso del Giovanni Paolo II è stata creata una struttura ad hoc per effettuare il triage, quindi i pazienti verranno trasferiti nello stesso nosocomio oppure al Mater Olbia che dista pochi chilometri. L'assessore Doria ha sottolineato come si tratti di un accordo importante che evita di elitrasportare i pazienti nelle strutture ospedaliere di Sassari e Nuoro. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Marcello Acciaro, direttore generale dell'ASL Gallura, che nel ricordare che l'operazione si chiama Catamarano, ha spiegato che come l'imbarcazione con 2 scafi permette ai 2 nosocomi di lavorare in stretta connessione col pronto soccorso. Una scelta obbligata per la Gallura, ha affermato Marcello Giannico, direttore generale del Mater Olbia, perché nel periodo estivo il territorio ha un peso antropico elevato e gli accessi alle strutture sanitarie sono paragonabili a quelle degli ospedali di Roma.